Dagli scavi per il nuovo parcheggio di Corso Galileo Ferraris emergono antiche mura della cittadella, l'appello a preservarle. Continua la polemica sul parcheggio sotterraneo in fase di realizzazione nella carreggiata centrale di Corso Galileo Ferraris, nel tratto compreso tra Corso Matteotti e via Cernaia. A maggio dal cantiere sono emersi resti di gallerie che facevano parte del complesso di fortificazioni della cittadella. Cinzia Di Cianni. In puro stile Pietro Micca, il nuovo parcheggio interrato a ridosso della cittadella sta diventando la miccia che alimenta le polemiche contro gli altri cantieri pianificati o avviati in molte piazze del centro storico e poco amati dai cittadini. Tutto è cominciato a maggio, quando finirono online le prime foto di gallerie militari di fine Seicento scoperte durante gli scavi e poi demolite o crollate sotto il peso delle ruspe. Da allora il comitato Pietro Micca si batte per la sospensione dei lavori e la ricostruzione di 80 metri di galleria abbattuta con i mattoni ora accatastati sotto teli in plastica. Soprattutto si punta a un progetto di vasto respiro, la creazione di un parco archeologico. Un percorso più ampio che comprenderebbe anche l'ex museo di artiglieria e il museo Pietro Micca, per dare poi una valenza più globale che faccia in modo di recuperare tutta quella che è stata che sono i resti della cittadella, ovviamente sottoterra e solamente più maschio che a fiore. Ora tutti attendono il parere della soprintendenza dopo il sopralluogo dei tecnici inviati dal Ministero. Il comune difende il parcheggio che, realizzato da un concessionario privato per oltre 15 milioni di euro, conta 4 piani interrati e circa 450 posti auto. Lo ritiene necessario a riqualificare un'area un po' emarginata dai percorsi turistici cittadini, ma il comitato contesta la scelta. Se il parcheggio fosse stato realizzato a partire dal monumento, come era anche stato prospettato, si sarebbe intercettato l'asse di Corso Vittorio del metro, non avrebbe interferito con le opere sotterranee, si sarebbe realizzato il parcheggio nella sua totalità, ci avrebbero guadagnato tutti, la città, l'azienda e i cittadini.